ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Una 55enne di Roma, Irene Mariconda, è stata arrestata dalla polizia giudiziaria di Catania perché svolgeva l'attività di guaritrice nei confronti di persone vulnerabili affette da diverse patologie, somministrando loro l'ayahuasca, una sostanza stupefacente con altissimo potere allucinogeno. Gli investigatori hanno anche trovato una stanza allestita e adibita all'esecuzione dei rituali, a seguito dei quali veniva somministrata la sostanza. I carabinieri di Belpasso hanno denunciato un 75enne pregiudicato di Belpasso e un 49enne di Camporotondo Cneo per violazioni in materia ambientale, quali abbandono e gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale, danneggiamento e evasione di terreni o edifici. I due uomini infatti sfruttavano 5.000 metri quadrati di terreno adibito a discarica. I carabinieri di Catania hanno dato esecuzione a una serie di controlli volti a contrastare l'illegalità diffusa. Controllate 15 persone sottoposte agli arresti domiciliari, denunciandone una per il reato di evasione. 12.000 euro di multa a un 36enne che aveva adibito un locale a stalla con 3 cavalli, di cui uno senza microchip e gli altri 2 con microchip associati a stalle ubicate in diverse località. Giovanna Volo, assessore regionale alla salute, rimane guardinga sulla gestione della vicenda Covid, ma non rinuncia a guardare alle principali esigenze di pianificazione e gestione dettate dalla complessa macchina della sanità in Sicilia. Secondo l'assessore, il Covid non si può considerare superato in quanto si registra una curva dei contagi in salita e un bassissimo accesso ai vaccini. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.